esce una bicicletta da corsa, con il manubrio, queste cose qua. È la fantasia dei bambini. Avrà avuto 8 anni forse. Passatempo, ci incontravamo a giocare con le trottole, con la gubbinas o a cerimbella. Dice, Anto, il camioncino te l'hanno dato? No, camioncino da nessuna parte. Prima settimana. E a te la trottola? No, neppure, seconda settimana. E la tua bicicletta? Oh, non lo so, va bene. Sta il fatto che a un certo momento uno di questi dice, oh babà, quando arriva la bicicletta me la fai provare? No, tu sei piccolino. No, intanto pedalo a ganzu. Come la pedalata a ganzu? Si metteva il piede dentro il triangolo della bicicletta e si pedalava così. Perché si era bambini, se ti sedevi sopra non ci arrivavi al pedale. E quindi quello era sistemato. Passa ancora un bel po' di tempo. Una cosa, io credo che sia un caso su 1 miliardo. Arriva la trottola. Come? Giovanni la trottola. Lo zio, che era un navigante, che navigava sulle petroliere, sbarcato a Genova, porta un regalo al nipotino. E cosa le porta? Una trottola. Allora è vera. Quindi la bicicletta arriva. Oh Gesù, la bicicletta arriva. Ci troviamo ancora a giocare. E il tuo camioncino? Niente, ancora. La tua bicicletta? La bicicletta, aspettiamo, non lo so. Vediamo un po' se arriva. E a un certo momento uno di questi ragazzi qua dice, a me lo fai fare un giro a me? Però insomma, mi raccomando, non allontanarti. No, guarda, dall'acquedotto arriva a Piazza Matteotti. Sono 50 metri, 100 metri, insomma. Quindi, in conclusione, la fantasia di noi ragazzi, di noi bambini, che andavamo a leggere questa figura che veniva fuori dallo squagliamento di questo metallo, era un po' come si chiama, nostro criterio, come posso dire io, quello che più agognavamo, anelavamo, lo leggevamo lì. La bicicletta, oggi ho 70 anni, non l'ho vista ancora. Grazie Mario. Facciamo proseguire questo splendido concerto. Grazie a tutti. Grazie mille Mario per questo racconto. Are we really happy with this lonely game we play? Looking for words to say, searching but not finding understanding kind of word. We're lost in a masquerade. All afraid to say we're just too far away from being close together from the start. We try to talk it over, but the words get in the way. We're lost inside this lonely game we play. Thoughts of weeping disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try,
Dylan fece un esperimento, registrò un intero album alle 6 del mattino, ma il paesaggio era molto diverso, secondo me. Lei oggi ha portato, insomma, un'ora antelucana, è una ventata di poesia. Abbiamo provato a fare questo, per la prima volta un concerto così presto, quindi ci siamo dovuti svegliare molto presto, anzi non abbiamo dormito in realtà, per tenere la voce più calda. È stato molto bello, devo dire la verità. Non mi aspettavo tutte queste persone come pubblico. Abbiamo pagato per avere tutto questo pubblico, chiaramente. Quanto a persone? Non si può dire, sono cose. No, aspetta, io ho un interesse personale, noi siamo in 2. È vero. Anzi in 3. No, comunque sono rimasta molto sorpresa e piacevolmente felice, diciamo, di questa affluenza e di come sia nato il concerto. Insomma, speriamo che ci porti fortuna, come hanno detto. La location è fantastica. La location è fantastica e poi insomma è un luogo oramai assolutamente identitario legato alla nostra città. Esatto. Poi non conoscevo questa storia appunto del Susole Ballende, appunto delle donne che andavano a cercare, a bagnarsi i piedi, a bagnarsi nell'acqua per trovare marito, è una storia molto bella, molto interessante. Sì, è un buon auspicio, sì, insomma. Sì. Lei come nasce come cantante? Io nasco a Sassari. Inizio fin da piccola, sì, Sardegna. Nasco da mamma sassarese e papà africano del Senegal, di Dakar. Inizio a cantare fin da piccola, poi studio flauto barocco e flauto traverso, poi smetto di studiare flauto e inizio di nuovo a cantare verso i 16 anni e così insomma faccio il conservatorio, insomma inizio poi questa carriera più o meno insomma da cantante. Che porto avanti come sogno e come lavoro. Cosa si aspetta? Cosa mi aspetto da cosa? Dalla vita in generale? Dalla carriera. Ma insomma mi aspetto di essere felice, di poter sempre cantare e poter lavorare in questa mia passione, diciamo. Mettendola ai piedi Dovrei vicino. mettere sì, i piedi in acqua. Allora mi devo levare le scarpe però forse. Sarebbe il caso. Aspetta. Speriamo che porti. Sì. I let her shine and side of wine, but very wise was he. One magic day, he's come away, and as we spark out, many bells, boys, and kings. This is sad to me. The greater thing you ever loved is just to love and be loved.
ci dica la verità, l'hanno costretta a venire qui e suonare a quest'ora. Ci hanno costretti. Con la forza o No, per fortuna non con la forza, però è stato abbastanza traumatico. Beh, allora, nessun artista si sveglia presto, insomma. Di No, solito. io non sono di quelli perlomeno. Esistono quelli che si alzano presto la mattina, ne conosco È una quacuno. merce rarissima. Merce rarissima, sì, esatto. Però nonostante lei non sia abituato, mi sembra che insomma ha avuto un certo riscontro. Abbiamo cercato di dare il massimo. C'era una bella atmosfera, c'era una certa Molto, quello attenzione, però allo stesso tempo era una piacevole scampagnata. Insomma. No, quello assolutamente, poi insomma... Con un luogo del genere aiuta. Esatto. Al di là del fatto che non l'hanno costretta, purtroppo, insomma, perché probabilmente la coercizione in alcuni casi potrebbe anche dare delle sollecitazioni artistiche. Come nasce la sua storia da musicista? Come nasce? Allora, in famiglia c'è un ramo artistico, Sì. no? Poi? Sì. E poi per gioco prendo la chitarra di un mio cugino e inizio a fare i primi accordi, poi insomma a casa se ne sentiva tanta di musica tra mia madre e mio padrino, ne ho sentita parecchia e pian piano sono appassionato, però senza mai avere stimoli da casa. Loro sono rimasti abbastanza in disparte, è stata una scoperta. Beh, è quello che deve fare i genitori, dare delle possibilità, poi... Sì, eventualmente poi una il volta figlio che... sceglie, Sì, sceglie. quando uno vede che il figlio si sta appassionando, allora a quel punto, bene, cerchi di incoraggiarlo, però senza obbligarlo, come è successo stamattina. Ma da dove vuole arrivare? Cosa vuole fare da grande? Io? Siamo così giovane. Beh, spero di poter fare il concertista. È sicuro? Sì. No, Però- sicuramente le capacità non mancano, ma È tosta. si dovrà alzare presto. Esatto. E questo è il vero dramma. insomma. Sì, direi. Io sto pensando di diventare un impresario musicale. Diciamo che organizzerò dei concerti orario cena a Spagna, dalle 22 in poi. Ah, ok. Finiamo verso Bellissimo. le 2. Va bene. Perfetto. Per i primi 3 anni naturalmente lei non beccherà una lira. Una lira, vabbè, però dopo avrò un 10% Dopo sarà sull'incasso. morto di fame. Quindi, sì, dopo avrà tutto. Tutto. Ci vediamo allora al primo concerto che organizzerò. In Spagna. Sì. Va benissimo. Orari spagnoli. Quindi non lì, perché io avevo già in mente il trasferimento. No, niente trasferimento. Allora, la prima serata la facciamo a Mamusi. Mamusi. Ok, Va bene? ok, Non ci sono sta. quasi spagnolo. Ah, suono, ci sta, esatto. Ci vediamo alle 22 a Mamusi. Va bene. È stato- Penso o non penso che ci sia bisogno? Non saprei. A cosa pensi? Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito, volare, oh, cantare, oh, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù e volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba
svanisco un perché. Quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, pa 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 pui pui pui, sa tu pa di 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 di, sa tu ya po po pui pui tu tu ya tu 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 pa pa pui 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 pui, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, mamma mia, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Grazie. Un applauso da lei che ogni volta ricorda sempre le parole. Benissimo. Alain Patitone, chitarra e cori, grazie. Denis Gay alla voce. Grazie mille. Grazie a Denis Gay e Alain Patitoni. Prima di lasciarvi andare via, vi rinnovo l'invito per il caffè insieme a noi e vi auguro anche una buonissima giornata. Come sono uscito ci abbiamo ritagliato quindi questo bel pezzo di bel tempo e quindi buona giornata a tutti, grazie.